L'erba della pampa o Cortaderia argentea è un'erba spontanea ovviamente in Argentina di assoluto effetto e soprattutto per la sua dimensione, 4 metri d'altezza, più di 5 metri la larghezza che può raggiungere e per i suoi finti fiori, diciamo così, che in realtà sono piccoli pennacchi, sono grandi pennacchi formati, vedete, da piumini che si spostano con il vento, davvero, davvero decorativi. È una pianta rustica, un'erba rustica che cresce abbastanza velocemente e di grande effetto, come vi dicevo, spesso la troviamo vicino all'acqua perché ha proprio bisogno di terreno umido ed è con questa macchia bianca che poi mano a mano che matura diventa color oro, davvero molto particolare. Comincia ai primi di settembre per decorare tutto l'autunno, l'inverno inoltrato e andare avanti diventando sempre più corposa, sempre più di grandi dimensioni e può essere potata, ma spesso è lasciata così crescere in maniera abbastanza spontanea. Questa foglia ricadente è una foglia particolarissima perché è tutta seghettata e quindi è molto 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 tagliente, bisogna fare attenzione quando la si pota. Che bella questa macchia argentea, proprio dal suo nome, Cortaderia argentea, perché questo pennacchio che fa la decorazione, che è sarebbe il suo fiore, colore di argento questa stagione. Ma chi l'avrebbe mai detto? L'autunno ha veramente grandissime sorprese. Qui siamo vicino ai giardini acquatici, sono ancora molto belli e il contrasto è proprio quello di un arbusto con un colore così particolare, argento, con ancora la canna indica e poi ancora il verde dei laghetti e delle piante tutto attorno. Spesso le vediamo isolate queste piante per dare ancora maggior risalto alla loro qualità e al loro colore. Mi piace ovviamente chiudere sempre queste pillole con non perdetevela, ma la Cortaderia argentea è davvero spettacolare. Venite a trovarci!